qui con noi l'anima di Dollywood. Sì, anima e corpo soprattutto, perché sapete che a noi piace mangiare, quindi abbiamo soprattutto corpo. È stata una scommessa, quella di parlare di fisco facendo sorridere. Guarda, io sono a disagio totale con tutti questi argomenti, fisco, 740, IMU, come credo, credo la gran parte delle persone, perché è un continuo di leggi nuove, di decreti, di doversi sempre appoggiare a qualcuno, perché ovviamente da soli non si può fare o non si riesce a fare. Da quest'anno c'è il 730 online, quindi possiamo farcela da soli, assolutamente. Noi lo spieghiamo bene nei nostri filmati, che è semplice. Crede che... È semplice credersi. No, effettivamente nei nostri filmati esprimiamo proprio questo disagio nell'affrontare il fisco anche nelle piccole cose di casa, in chi ha un solo stipendio e anche le spese del dottore e degli animali domestici. Vediamo se ce la facciamo quest'anno, non lo so. È una bella esperienza questa con il Faro Economia in Luce, raccontare temi che sono abbastanza difficili, diciamoci la verità, in modo chiaro, con il sorriso. Questa è una sfida che ha avuto Alberto De Franceschi, che ringrazio infinitamente, perché mai un comico si affronterebbe questi argomenti, perché sono ostici ovviamente. E abbiamo accettato questa sfida, abbiamo provato e abbiamo visto effettivamente che in realtà rende bene, perché l'argomento è molto serioso e quindi noi possiamo fare uno scalino più alto del solito, perché chi vede i nostri filmati, abituato alle nostre parodie, già sorride il suo, perché è leggero. Noi andiamo a proporre queste cose già nei nostri social, dove tutti si è felici. Invece quando si è seri, si sta parlando di argomenti complessi, noi facciamo una battuta e già andiamo alle stelle, già riusciamo a creare un po' di aria fresca e anche a liberare un po' il campo magari appunto da questi da troppi pensieri. Quindi quello che poi dice Alberto verrà appreso con maggiore serenità, speriamo, e anche con una buona intenzione, e qualcosa ci sta anche a noi dando in più di quello che già sappiamo, che su sti 730, su sti modelli, quindi qualcosa abbiamo capito, vuol dire che funziona. Io devo farvi i miei complimenti, perché davvero siete acuti, oltre che molto simpatici. Troppo gentili, grazie a voi, infinite. Buonasera, come sempre ecco la copertina fatta da Dollywood. Avanti un altro. Buongiorno. Benvenuto allo sportello del comune de Noale, servizi che fa bene a gente che sta male. Ottavio, che bel nome, moderno. A me bastava darle in faccia per capire che aveva a cuore i problemi dei cittadini. Adesso vengo qua sopra a farvi i complimenti. Non stato me pel culo, che cazzo avuto? Ok, sono venuto qua a pagare l'IMU. Sei 3 anni che pago regolarmente IMU, tasse tari, non salta una volta, volevo sapere se potevi farmi un piccolo sconto, che ho famiglia non finisce il mese. Ti non ti arrivi a fine mese e mi non so se domani lavoro ancora qua. Ecco. Sposami, voglio comprare delle figurine. Te sei fortunato. Para il comune cosa che gappa i suoi giovani cittadini. Vuto Renzi? No. Va bene. Ivan Scalfarotto? No. Angelino Alfano? Dai amore, sa stare, non sta torre ste figurine qua che dopo non ti dormi le notte. Aspetta qua. Renzi ha promesso che non aumentava le tasse. Lo ha promesso agli altri, non agli altri. Adesso va via, che non abbiamo schei da perdere. La vita, e la vita è bella, è bella.